Partiamo dalle cose belle. Prima neve sulle montagne friulane. Le cartoline che ci arrivano in questo caso da Tarvisio all'entrata della sella di Camporosso lungo la statale Pontebana e la parallela ciclovia, con la prima spruzzata di coltre bianca. E anche il Monte Lussari si presenta vestito diverso rispetto al periodo stagionale. Stesse scene si registrano a ovest dell'Alto Friuli, come il video del Varmost, la montagna regina delle Dolomiti friulane in comune di Forni di Sopra. In poche ore sono caduti 40 centimetri di neve fresca per la gioia degli operatori turistici della località alpina. Non si segnalano disagi alla circolazione con le arterie principali percorribili nella massima sicurezza. Attimi di paura a Lignano poco dopo le 17:30 per una tromba marina formatasi all'improvviso, come documentano le immagini inviate dal gruppo Telegram Meteo FVG Segnalazioni, di fronte a Pineta in mare aperto. Per fortuna non ha toccato terra, dissolvendosi poco dopo. Scendendo verso valle, pioggia battente su tutta la provincia di Pordenone e Udine, con un netto calo delle temperature ben percepito e accensione del focolare per riportare all'interno delle proprie abitazioni un clima mite. A Pordenone, per la precisione in Borgo Meduna, sulla strada che da via Udine porta verso il quartiere fieristico, un grosso ramo è collassato a terra per le forti raffiche di vento che hanno spezzato il fusto. Per fortuna non ha colpito persone o mezzi in transito, ma solo disagi alla circolazione in attesa dell'intervento di rimozione. Nel Friuli occidentale è percorribile la strada regionale 22 di Clauzetto, interessata dalla grande frana del 2023 e monitorata dalla Protezione Civile.